Allora, buongiorno a tutte e a tutti, io ho il microfono del sindaco, cosa che mi imbarazza un pochino, c'è scritto sindaco, non sono sindaco e occupo un posto non mio. Allora, io vi faccio una piccola premessa che non c'entra nulla con la conferenza di oggi che affronterà il tema a cosa serve oggi la cultura, per scusarmi subito, nel senso che io sono completamente bloccata da un mal di schiena terribile. Per cui se ogni tanto avrò delle espressioni di dolore non è per quello che sto dicendo, cioè magari anche certe volte sì, ma è soprattutto per questo dolore che si è scatenato da ieri pomeriggio, per cui non ho dormito tutta la notte e niente, si fa con i mezzi che si hanno, quindi vi prego di scusare le incertezze e i momenti di défaillance. Allora, a cosa serve oggi la cultura? Io vorrei iniziare rileggendo quella prima parte dell'articolo 9 della nostra Costituzione, nonostante ormai l'abbiamo chiaro in testa a chiunque, ma per fare una piccola precisazione a livello linguistico. Allora, la Repubblica, di cui oggi tra l'altro festeggiamo la festa oggi della Repubblica, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Per quale motivo voglio iniziare ricordando la prima parte dell'articolo 9 della Costituzione? Per soffermarmi su quel promuove. Allora, qualcuno potrebbe dire è un'osservazione quella che sta per fare la Marzano, proprio da filosofa noiosa, però è importante ricordare che quel promuove, nonostante apparentemente sia un verbo all'indicativo, quindi come se si trattasse di una constatazione, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, in realtà non è una proposizione puramente descrittiva, è una proposizione prescrittiva, come si dice in gergo filosofico, nel senso che il significato di questa proposizione è che la Repubblica deve promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. E quando dico deve promuovere, perché è uno dei cardini della nostra Costituzione e quindi è tra gli scopi, tra gli obiettivi, tra le finalità della nostra Repubblica fare in modo che la cultura e la ricerca possano e debbano essere promosse. Allora, per quale motivo inizio da questa osservazione? Perché purtroppo la constatazione dalla quale io partirò oggi è che la Repubblica oggi, e questo è vero da un certo numero di anni, in realtà questa cultura e questa ricerca non la sta veramente promuovendo. Osservazione legata proprio all'attualità. Lunedì scorso, quindi l'indomani delle elezioni europee, una delle prime dichiarazioni che noi abbiamo sentito da uno dei vice premier, ministro dell'interno, è stata proprio il contrario rispetto alla promozione o alla valorizzazione della cultura. È una frase che mi ha molto colpito, stava commentando i dati, stava parlando dell'Europa, stava parlando di quello che sarà forse il prossimo commissario europeo e ha aggiunto: in Europa dobbiamo mandare una persona che sia capace di fare, quindi che abbia delle competenze economiche, basta con la filosofia. Allora, io mi sono detta: in che senso basta con la filosofia? Oltre al fatto che è la disciplina che io insegno e nella quale lavoro e pubblico da un certo numero di anni, ma che vuol dire basta con la filosofia? Basta con la riflessione? Basta con la cultura? Basta con la capacità logico-argomentativa? Basta con cosa? E non è una novità, perché negli ultimi anni abbiamo sentito degli attacchi alla cultura sistematici. Ogni qualvolta si parla di una persona che in teoria lavora nel mondo della cultura, viene immediatamente etichettata come intellettualone, professorone, e non è una novità, perché purtroppo il primo a cominciare a sorridere di questo tipo di attività, intellettualone, professorone, era stato addirittura Renzi, cominciando a prendere in giro coloro che da anni insegnano e cercano appunto di trasmettere la cultura.
Mi è capitato, come è stato detto, io insegno a Parigi, spesso sono in Italia, però mi capita anche per lungo periodo di non esserci. Alcuni mesi fa io ho ricominciato a essere spesso in Italia e una cosa che mi ha colpito, ero a Milano, avevo preso un taxi, ero in compagnia di un mio amico che è anche un editor che vive e lavora a Milano. Stavamo andando a cena a casa sua. Quando siamo arrivati più o meno in zona, questo mio amico che si chiama Andrea ha detto al tassista: guardi, si può fermare qui sulla sinistra, dove c'era un passo carrabile, ma è dove lui abita, e quindi stava dicendo al tassista: si può fermare, possiamo scendere. Il tassista, che aveva sentito le discussioni che avevamo avuto prima in macchina, io gli stavo raccontando della promozione del libro, della casa editrice, quindi stavamo avendo discussioni tra virgolette intellettuali, si volta e dice: io una cosa che non sopporto è quando mi si dica come svolgere il mio lavoro, soprattutto se sono degli intellettualoni. A che io prendo la parola e gli dico: guardi, non si tratta di dirle come fare il suo lavoro, il signore abita e le sta dicendo che si può fermare al passo carrabile per farci scendere. Lui a quel punto si volta e mi aggredisce: signorina. Ecco, per quale motivo racconto questo episodio, che è un aneddoto? Semplicemente per dire che degli atteggiamenti un tempo impensabili sono stati completamente sdoganati, cioè adesso ci si deve scusare quando si lavora all'interno dell'universo e del mondo culturale, come se fosse una colpa, come se fosse una perdita di tempo, come se si stesse compiendo qualcosa di inutile. Allora, sono voluta partire da questi aneddoti e dalla necessità prescrittiva per la Repubblica di promuovere la cultura, perché il tema che vorrei affrontare oggi è: ma dato questo clima, nonostante quello che ci dice l'articolo 9, che cos'è questa cultura che la Repubblica dovrebbe promuovere? Perché promuovere cultura? È necessario? Perché i padri costituenti hanno sentito la necessità di integrare la promozione della cultura e della ricerca all'interno della Carta Costituzionale? A cosa serve la cultura, visto che è di questo che stiamo parlando e che c'è il sospetto sempre più diffuso che in realtà la cultura non serve? Quindi sono queste le domande a cui io vorrei oggi cercare di dare qualche risposta, e per farlo vorrei partire da un testo del 1935 di un filosofo molto importante tedesco, Husserl, il quale in questo testo intitolato La crisi dell'umanità europea e la filosofia, appunto, che cosa fa? In questo testo Husserl, di fronte al progredire e all'affermarsi dei totalitarismi, denuncia la crisi di senso che caratterizzava negli anni 30 il clima politico e culturale tedesco, e spiega che cosa c'è dietro questa crisi di senso, dicendo che la crisi di senso che lui analizza e cerca di capire in Germania, ma che è una crisi di senso che in quegli stessi anni caratterizzava anche il nostro paese, l'Italia, ebbene dice che questa crisi di senso è una conseguenza della crisi della ragione, laddove per ragione Husserl, che all'epoca tra l'altro Husserl è stato uno dei padri fondanti della fenomenologia, all'epoca era già andato in pensione, ma non per questo evitava di prendere la parola e di scrivere dei testi importanti proprio per cercare di suscitare lo spirito critico dei propri compatrioti. Ecco, dietro la questione della ragione, quindi crisi di senso legata alla crisi della ragione, e qui la ragione è da intendersi nel senso di, e cito Husserl, facoltà critica e interrogativa. Quello che Husserl ci sta dicendo è che la crisi di senso è legata alla crisi della ragione, e la crisi della ragione è legata al venir meno della facoltà critica e interrogativa.
Naturalmente Husserl analizza la situazione appoggiandosi su quelli che sono gli strumenti filosofici che sono i suoi. Io mi permetto di ricordarlo, Husserl viene dalla tradizione filosofica razionalista, si potrebbe definire un neo-cartesiano, e quindi si inserisce proprio in quella tradizione cartesiana secondo la quale alla base della conoscenza c'è la capacità e la necessità di interrogarsi, di rimettersi in discussione e anche molto spesso di dubitare. Quando io spiego ai miei studenti qual è il senso più importante della tradizione cartesiana, perché tutti noi quando pensiamo a Cartesio pensiamo al cogito ergo sum, al penso quindi sono, ebbene il senso importante della tradizione cartesiana, al di là del penso dunque sono, ovvero prima del penso dunque sono, è il dubito dunque sono. Descartes afferma la necessità per poter fondare la conoscenza di rimettere in discussione tutto ciò che ci è stato trasmesso, tutte le conoscenze che ci sono arrivate, per poter fondare criticamente il sapere. E c'è una cosa secondo me molto interessante che io dico sempre ai miei studenti: se io parto dal presupposto che devo rimettere in discussione tutto, se io parto dal presupposto che devo dubitare di tutto, qual è la prima certezza di fronte alla quale io mi trovo? Se dubito di tutto, è una domanda che vi faccio, come faccio ai miei studenti di formazione professionale: se dubito di tutto, di che cos'è che non posso dubitare? Del dubbio. Se io dubito di tutto, c'è almeno una cosa di cui non posso dubitare, ossia del fatto che sto dubitando. Ma se sto dubitando, questo vuol dire che io sto pensando. E se sto pensando, questo vuol dire che io esisto. Da un punto di vista metodologico, alla base dell'esistenza c'è il dubbio. Dubito, quindi penso, quindi sono. Poi Descartes, ovviamente, nella parte metafisica della propria filosofia, invertirà l'ordine e dirà: esisto, penso, dubito, ma da un punto di vista metodologico il punto di partenza del sapere filosofico è il dubbio, cosa che Husserl riprenderà trasformando il dubito in una forma di epoché. Io metto tra parentesi tutto ciò che mi viene trasmesso, tutto ciò che penso di sapere, riparto dal dubbio e fondo la conoscenza, che è la base della cultura. Allora, perché partire da Husserl, partire da Descartes, partire da questa facoltà critica e interrogativa come base della cultura per evitare una crisi di senso? Ebbene, perché ho la sensazione che oggi di fatto noi assistiamo alla riproposizione di questa crisi di senso, anche semplicemente perché non abbiamo più questa capacità critica che porta poi a una capacità logico-argomentativa. Se noi dobbiamo osservare la situazione generale nella quale ci troviamo, noi siamo confrontati da un lato a una forma di scetticismo esasperato, su cui torno, e dall'altro a una forma di irrazionalismo totalitario. Scetticismo esasperato e irrazionalismo totalitario che di fatto sono l'esatto contrario della capacità critica, della capacità dubitativa, della capacità di fondare il sapere, della capacità di strutturarci in maniera logica e argomentativa, della capacità quindi di fondare una conoscenza, un sapere, una cultura. La nostra colonna vertebrale, quella che oggi a me fa male, forse sono stata talmente impattata da questa crisi di senso che anche fisicamente lo sto subendo. Allora, scetticismo esasperato. Che cos'è questo scetticismo esasperato che si respira nel nostro paese? Allora, questo scetticismo esasperato è una tendenza non tanto a dubitare per fondare, ma a dubitare per dubitare. Oggi noi non siamo più confrontati a un dubbio metodologico, ma a un dubbio scettico che non fa altro che dubitare. Io dubito perché dubito perché dubito. Non è che io dubito per creare, per fondare, per giustificare,
ma dubito perché in realtà tutto quello che mi viene detto non è credibile, perché tutto quello che mi viene detto è sinonimo di menzogna, quindi io mostro la mia capacità critica dubitando sistematicamente. È alla base del complottismo. Noi siamo in un'epoca caratterizzata da una tendenza a credere che nulla di ciò che accade sia vero, che nulla di ciò che ci viene detto corrisponde a realtà. Apro e chiudo una parentesi, è vero che il valore di verità della parola è venuto pian piano meno, ma è anche vero che nel momento in cui io esercito un dubbio capace di fondare poi il sapere, io in realtà dubito per arrivare a una conoscenza e non per chiudermi all'interno di un circolo vizioso in cui di fatto non faccio altro che dubitare, perché altrimenti manca proprio la base, anche una base di dialogo, una base dialogica. Non è un caso che il pandan di questo scetticismo esasperato sia una forma di irrazionalismo totalitario, come ho detto prima. E che cos'è questo irrazionalismo totalitario? Questo irrazionalismo totalitario è caratterizzato dal fatto che, siccome si dubita di tutto e non ci interessa arrivare su una base su cui poi costruire un certo sapere, di fatto ci si lascia sistematicamente guidare dalle emozioni, oppure, come si dice oggi col linguaggio contemporaneo, ci si lascia guidare dalla pancia, ovvero dalla paura. Io dubito di tutto e ho paura, ma se dubito di tutto e ho paura e attraverso la paura affermo, mi posiziono, contesto, come faccio a creare anche semplicemente le basi per il vivere insieme, per il convivere? Come faccio anche semplicemente a creare le condizioni per fidarmi? Calcolando che senza fiducia la società si sbriciola. Noi oggi viviamo in una società caratterizzata dalla paura e dalla sfiducia, non ci si fida più di nessuno, ma se non ci si fida più di nessuno viene meno anche il motivo stesso per cui noi viviamo insieme. Se voi siete oggi qui è perché comunque avete un minimo di fiducia nel fatto che questo edificio non crollerà. Se voi prendete la mattina un treno o la macchina, c'è un minimo di fiducia nel fatto che il treno partirà o che non ci sarà necessariamente un incidente. Ecco, è la base minima della fiducia, ma di cui noi abbiamo bisogno, perché senza fiducia è la società stessa che si sbriciola. Quindi ci troviamo confrontati a una crisi di senso, a una crisi di fiducia, e tutto questo ovviamente è perché manca è venuta meno questa capacità della ragione a interrogare, a cercare, ad argomentare e ad andare avanti. Allora, questa è la premessa. A cosa servirebbe oggi la cultura? Perché tornare a parlare di cultura e soprattutto perché la Repubblica dovrebbe continuare o ricominciare a promuoverla. Ebbene, io oggi vi sottopongo 3 risposte che possono anche essere 3 ipotesi, nel senso che lo scopo poi del filosofo non è quello di darvi necessariamente delle risposte, sono quelle e non altre, ma è quello di sottomettere all'attenzione vostra una serie di ipotesi che possono poi anche diventare effettivamente delle risposte. E quindi dicevo 3 che analizzerò oggi. Una prima risposta, una prima ipotesi è che la cultura serve e quindi deve essere promossa perché è necessaria a costruire per ognuno di noi una colonna vertebrale logico-argomentativa che possa aiutare ognuno di noi a diventare un soggetto autonomo, ad autodeterminarsi, a capire quali sono i valori in base ai quali costruire un proprio progetto di vita e anche a uscire dal circolo vizioso della paura e della sfiducia per ricostruire le basi della fiducia reciproca. Quindi, prima ipotesi, per sviluppare la quale io mi appoggerò su 2 grandi nomi della filosofia contemporanea, ossia Axel Honneth da un lato e Georg Simmel dall'altro.
Seconda ipotesi, seconda risposta: la cultura serve e quindi la Repubblica deve ricominciare a promuoverla perché è necessaria la cultura ad acquisire e a salvaguardare una forma di spirito critico, laddove per spirito critico si intende la capacità di non cedere al conformismo, perché noi oggi viviamo in un'epoca caratterizzata da una forma di conformismo non solo a livello di atteggiamenti ma anche a livello di pensiero. C'è una forma di pensiero unico, si ha tendenza a scivolare all'interno del modus operandi e del modo di pensare della maggioranza e non ci si distacca in maniera critica per eventualmente capire laddove questo pensiero unico in realtà pone un problema. E quindi la cultura serve per, sulla base dello spirito critico, anche alimentare la capacità e il coraggio di ognuno di noi per eventualmente disobbedire, quindi base della disobbedienza. E per argomentare questa seconda ipotesi mi appoggerò sul pensiero di Hannah Arendt, quindi un'altra grande filosofa contemporanea. Ultima ipotesi, ultima risposta, quindi la terza: a cosa serve la cultura e perché la Repubblica deve ricominciare a promuoverla? Perché la cultura serve a darci gli strumenti per nominare le cose che ci circondano, gli eventi, i fatti, le relazioni, la sofferenza, la gioia, la paura, quindi a nominare il reale e ciò che accade in modo corretto. Laddove nominare le cose in maniera corretta è l'unica possibilità che è concessa a noi esseri umani per cercare nella misura del possibile di diminuire la quantità di sofferenza e di disordine che c'è nel mondo. Come ci spiega, ci dice, e quindi altro pensatore su cui mi appoggerò è Camus, grande filosofo, premio Nobel per la letteratura. E questi sono i 3 punti che io vorrei sviluppare oggi con voi. Cominciamo dalla prima parte, ovvero la prima risposta, ovvero la prima ipotesi. Dicevo, la cultura come ciò che ci permette di costruire una colonna vertebrale logico-argomentativa per poterci aiutare a diventare autonomi, per poterci aiutare ad autodeterminarci, per cercare di non essere eterodiretti, ma per poter decidere in maniera autonoma quali sono i valori che costituiscono la base su cui poi noi costruiamo il nostro proprio progetto di vita. E perché abbiamo bisogno di questa capacità logico-argomentativa? Abbiamo bisogno di questa capacità logico-argomentativa proprio per contrastare quella che è una, purtroppo, delle caratteristiche della società contemporanea. L'ho già annunciato, preannunciato all'inizio, lo ripeto e lo spiego. La paura. Noi viviamo oggi in un'epoca caratterizzata soprattutto da una forte paura, si ha paura di tutto e di tutti e quindi dobbiamo, attraverso questa capacità logico-argomentativa, cercare di capire quali strumenti abbiamo per attraversare questa paura. Ma cominciamo dall'inizio. Che cos'è la paura? Serve a qualcosa? Perché è così diffusa? Allora, la paura, per definirla in maniera anche molto semplice, la paura è un sentimento, è un'emozione, è ciò che si prova quando si ha la sensazione di essere di fronte a un pericolo. E in realtà poco importa che il pericolo sia reale o immaginario, che esista davvero o che sia il frutto della mia fantasia. La paura scatta nel momento in cui io penso di essere confrontato a un pericolo. Quindi la paura non ha solo una valenza negativa, la paura ha anche una valenza positiva. Anzi, la caratteristica della paura è proprio questa. Lo spiegava bene Montaigne nei suoi saggi, in uno dei suoi saggi intitolato proprio La paura, il grande filosofo francese
dice la cosa seguente, parlando della paura: tanto elle nous donne des ailes, tanto elle nous cloue au sol. Cioè, la paura è ciò che da un lato ci dà delle ali e dall'altro lato ci schiaccia contro il suolo. E perché dice queste due cose? E cosa intende Montaigne dicendo che la paura ci dà delle ali ma ci può anche appiccicare e schiacciare al suolo? Perché da un lato la paura ha un valore positivo. Se io ho paura perché mi trovo confrontata a un pericolo, questo vuol dire che grazie alla mia paura io riesco ad andare a cercare all'interno di me stesso quelle risorse necessarie per poter affrontare il pericolo. È un campanello d'allarme, è ciò che mi allerta su ciò che sta accadendo, è ciò che mi permette di capire che effettivamente devo poter concentrarmi e devo poter andare a cercare all'interno di me stesso quelle energie che mi permetteranno di far fronte. Quindi valenza positiva della paura, non si tratta di cancellare la paura. La paura è umana. Aristotele, quando parlava del coraggio, nell'etica nicomachea, si dice in italiano, scusatevi, l'etica nicomachea, parlando del coraggio come una delle tante virtù, diceva che i coraggiosi non sono coloro che non provano paura, ma sono coloro che nonostante la paura che provano riescono a far fronte alla situazione e quindi a attraversare la paura. Perché chi non provasse paura sarebbe in realtà una persona che agisce in maniera inconsapevole, che non riesce a posizionarsi nell'esistenza. Al tempo stesso però la paura può talvolta diventare ciò che ci paralizza. Appiccicarci al suolo, come dice Montaigne, significa paralizzarsi. E quando è che la paura ci paralizza? La paura ci paralizza quando invece di spingerci ad andare a cercare all'interno di noi stessi quelle risorse che ci permettono di affrontare il pericolo, diventa una forma di panico e di fronte al panico noi in realtà non ci muoviamo. La paura di fronte alla quale noi ci troviamo oggi è molto più simile alla paura panico che a questa paura capace di andare a permetterci di trovare le energie in noi stessi. C'è una citazione molto bella che si trova nel diario di Munch in cui racconta quello che lui ha cercato di dipingere quando ha dipinto quel bellissimo quadro che si chiama L'Urlo. E che cos'è che scrive? Ve lo vorrei leggere perché è una delle definizioni secondo me più belle di questa paura panico. Camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò. Il cielo si tinse all'improvviso di rosso. Mi fermai, mi appoggiai stancamente ad un recinto, i miei amici continuarono a camminare mentre io tremavo di paura e sentivo un grande urlo infinito che pervadeva la natura, un grande urlo infinito che pervadeva la natura. È proprio quello che lui cerca di dipingere. Dipinge questa sensazione di panico, ossia questa paura che non lo spinge a riprendere a camminare ma che lo blocca, mentre gli amici continuano nella propria passeggiata. Perché la paura tante volte si trasforma in una forma di panico che ci paralizza e qual è quindi il ruolo di questa struttura logico-argomentativa che ci permette di attraversarlo? Ebbene, la paura si trasforma spesso in panico ed è su questo tra l'altro che molti responsabili politici contemporanei fanno e fondano i propri discorsi e la propria propaganda, ma è facile che diventi una forma di panico la paura perché in realtà dietro la paura ci sono le nostre paure infantili. E quali sono le prime paure infantili che noi proviamo e che poi ci portiamo dietro per tutta la vita e che ci portano spesso a paralizzarci dall'angoscia? La prima paura infantile che noi proviamo praticamente tutti è la paura del buio. E perché la paura del buio quando si è bambini? Perché in realtà dietro il buio si possono nascondere dei mostri, si può nascondere un pericolo, si può nascondere ciò che noi non conosciamo e che quindi proprio in quanto ignoto
può distruggersi. È una delle prime forme della paura, che tra l'altro si risveglia ogni qualvolta si è confrontati a ciò che non si conosce. Ciò che non si conosce fa paura, perché rinvia a questa paura del buio e dello sconosciuto che noi abbiamo provato praticamente tutti quando eravamo bambini e non potevamo proteggerci, perché per questo che poi le paure prendono, perché quando si è bambini non si ha la capacità di potersi proteggere da soli e si dipende completamente dagli adulti, e se noi non siamo stati accompagnati dagli adulti per attraversare queste paure restano e si risvegliano ogni qualvolta siamo confrontati all'ignoto, allo sconosciuto. Ma ovviamente è solo una delle tante paure, perché quando si è bambini un'altra grande paura è la paura dell'abbandono. Si ha paura di perdere l'oggetto del proprio amore, si ha paura di perdere le persone che si stanno occupando di noi, si ha paura di essere abbandonati. Paura che è direttamente collegata alla paura del giudizio altrui, perché ovviamente essere abbandonati significa non essere all'altezza delle aspettative altrui. Anche questo noi lo riviviamo quando cresciamo. Ogni qualvolta noi ci innamoriamo, ogni qualvolta noi amiamo, si risveglia questa paura di essere abbandonati, di perdere l'oggetto del nostro amore, di non essere all'altezza delle sue aspettative, soprattutto se quando siamo stati bambini non siamo stati accompagnati, non siamo stati cresciuti con quella capacità che è quella che deve essere tipica degli adulti, in primis dei nostri genitori, di accompagnarci nella capacità di tenerci su da soli e di capire che i nostri genitori ci amano anche quando non sono accanto a noi. Quindi la capacità di allontanarci, di tirarci su e di non aver paura di sbriciolarci di fronte alla possibilità dell'abbandono, perché altrimenti, se questa paura diventa una forma di panico, noi non possiamo più amare. Abbiamo talmente tanta paura di essere abbandonati che preferiamo non lasciarci andare a questo sentimento che non controlliamo, e in realtà viviamo tutta l'esistenza chiusi a chiave all'interno del nostro universo. E ancora, non è finito, perché adesso arriva la paura che forse è quella che ci caratterizza proprio tutti, indipendentemente dalla presenza o dall'assenza dei genitori o dalla capacità che i nostri genitori hanno avuto di esserci accanto e di accompagnarci, ossia la paura dell'alterità, la paura del diverso, la paura dell'altro. Freud, padre della psicanalisi, analizza molto bene questa paura dicendo che se noi anche crescendo abbiamo così tanta paura degli altri, è perché l'alterità all'esterno di noi rinvia sistematicamente all'alterità che noi abbiamo all'interno di noi stessi, perché di fatto noi siamo sempre altro, cioè diversi, rispetto a quello che gli altri vorrebbero che noi fossimo e rispetto soprattutto a quello che noi vorremmo essere. Quando noi ci guardiamo in uno specchio, se siamo sinceri con noi stessi, ci scopriamo sistematicamente meno belli, meno intelligenti, meno sensibili, meno vivaci, meno curiosi, meno spiritosi, sempre e comunque diversi rispetto a quell'immagine che ci portiamo, l'immagine ideale di noi stessi che ci portiamo dentro, con una delusione che conosciamo bene perché l'abbiamo conosciuta sin dall'inizio. Quando noi nasciamo e veniamo al mondo, la prima sensazione che proviamo, e questo è vero indipendentemente dalla bravura dei nostri genitori, è quella di essere diversi rispetto a quello che i nostri genitori avrebbero voluto. Perché comunque quando si diventa genitori, nel momento in cui nasce un figlio, è quasi spontaneo, naturale e ovvio proiettare sui figli tutta una serie di aspettative. Tu farai, tu diventerai, tu mi ripagherai, tu colmerai questo vuoto, io su di te proietto tutte le frustrazioni, tutte le aspettative, tutti i dolori, tutte le speranze, cosa che è purtroppo normale, ma cosa che purtroppo ci si porta dentro, e quindi sistematicamente noi siamo confrontati a tutto quello che non siamo, a tutto quello che non saremo, a tutto quello che non avremo.
Ecco perché io dico crescere significa anche imparare a convivere con ciò che non si è e ciò che non si ha, ciò che non si sarà mai e ciò che non si avrà mai. Però questo significa naturalmente avere degli strumenti che ci permettano di sentirci bene con noi stessi nonostante questo confronto sistematico con l'alterità che ci portiamo dentro. E perché? Perché altrimenti ogni qualvolta io sono confrontata all'alterità all'esterno di me, quando dico l'alterità può essere qualunque alterità, può essere una persona che ha il colore della pelle diverso, che ha una religione diversa, che ha un orientamento sessuale diverso, il diverso. E noi siamo tutti diversi, ma ogni qualvolta siamo confrontati alla diversità, questa diversità ci è insopportabile perché rinvia all'alterità che noi abbiamo all'interno di noi stessi, scatta la paura, scatta il panico, scatta il rifiuto. Ecco perché sono tutti meccanismi che sono molto facili da riattivare. La paura di ciò che non si conosce, la paura dell'abbandono, la paura dell'alterità, sono tutti meccanismi che è facile riattivare e che noi possiamo invece bloccare, non eliminare, perché la paura non potrà mai essere del tutto eliminata, ma noi possiamo contenerla e trasformarla in un motore positivo se e soltanto se abbiamo appunto la base che è data dalla cultura per poter distinguere ciò di fronte a cui noi ci troviamo, distinguere l'alterità esterna dall'alterità interna, identificarci, riconoscerci. È qui che viene fuori la grande posizione filosofica di Axel Honneth. Axel Honneth è un filosofo contemporaneo, è uno degli epigoni della scuola di Francoforte e è stato colui che più di altri ha interpretato la situazione nella quale noi ci troviamo scrivendo un libro che è un po' complicato perché ha un po' la tendenza a utilizzare il linguaggio filosofico, ma dietro al quale c'è una comprensione profonda della contemporaneità. Questo libro si intitola La lotta per il riconoscimento. E Axel Honneth spiega come in realtà molta conflittualità oggi è legata all'assenza di riconoscimento. Noi non ci sentiamo riconosciuti per quello che siamo. Tant'è vero che Axel Honneth analizza la nozione di riconoscimento attraverso 3 nozioni: amore, diritto e lavoro. Amore. Abbiamo bisogno nel momento in cui veniamo al mondo di essere amati, ossia riconosciuti per quello che siamo. Se noi non siamo amati per quello che siamo, ma per quello che dovremmo essere, non siamo riconosciuti e quindi non abbiamo la base, quella base di fiducia in noi stessi su cui appoggiarci per poi crescere e diventare autonomi. Se noi viviamo in uno stato il cui diritto non riconosce, diritto nel senso proprio di legislazione, non riconosce i diritti di tutti e di tutte, indipendentemente dalle differenze, noi non ci sentiamo riconosciuti per ciò che siamo e ciò che non siamo e la base della fiducia in noi stessi viene sbriciolata. Se noi viviamo in uno stato in cui non c'è possibilità di accedere al lavoro, noi non abbiamo possibilità non solo di mantenerci da un punto di vista economico e sostanziale, ma non abbiamo nemmeno un riconoscimento di ciò che siamo. E quindi viviamo in una situazione in cui di fatto le paure tornano a galla perché non c'è più fiducia in noi stessi e senza fiducia in noi stessi noi non riusciamo nemmeno a fidarci degli altri. Quindi la cultura è la capacità di distinguere le situazioni in cui noi ci troviamo, identificare noi stessi e gli altri, ragionare, distinguere, attraversare le paure e ricostituire, se è stata sbriciolata, questa base di fiducia in noi stessi, che poi è anche la base per poter aver fiducia negli altri. Quando oggi si dice non c'è più fiducia negli altri perché gli altri non hanno fatto altro che tradirci e quindi gli altri non sono affidabili, si dice qualcosa che è certamente vero, ma che non basta, perché la fiducia, per poter esercitarsi, ha bisogno di una base di fiducia in noi stessi, ma non ha bisogno dell'affidabilità altrui. E qui vi cito l'altro grande filosofo che è Georg Simmel,
il quale definisce in maniera molto corretta la fiducia nel modo seguente, e vi leggo. Io sto sforando i tempi su quella prima parte, dovrò stringere. Georg Simmel, il quale in un testo che si intitola Indagini sulle forme di socializzazione, scritto nel 1908 e tradotto poi in italiano soltanto nel 1988, scrive: si crede, utilizza proprio il verbo credere, si crede in una persona senza che questa fiducia sia giustificata dal fatto che la persona in questione ne sia degna, talvolta anche senza alcuna prova della sua affidabilità. Ripeto, si crede in una persona senza che questa fiducia sia giustificata dal fatto che la persona in questione ne sia degna, talvolta anche senza alcuna prova della sua affidabilità. Che cosa ci sta dicendo Simmel? Che c'è un legame tra fiducia e fede, non a caso c'è l'utilizzo del termine credere, e ci sta dicendo che l'atto di fiducia è una scommessa. Qualcuno penserà immediatamente alla scommessa pascaliana, proprio perché la fede è una forma di scommessa, ma anche la fiducia lo è, con un aggravante supplementare per quanto riguarda la fiducia, perché per un credente la fede è certo una scommessa, ma si scommette su un essere onnipotente che non tradisce, per un credente, mentre nelle relazioni umane si scommette su una persona che in quanto persona, ossia in quanto caratterizzata dai limiti della condizione umana, può sempre tradirci. Quindi io credo in una persona nel momento in cui gli do fiducia, indipendentemente dalla sua affidabilità, calcolando che tante volte è proprio l'atto di fiducia che spinge una persona a mostrarsi affidabile. C'è un testo bellissimo, un romanzo bellissimo che sicuramente avrete letto, I Miserabili di Victor Hugo, in cui abbiamo una proprio messa in scena di quello che ci dirà secoli dopo Simmel. Quando Jean Valjean, dopo essere evaso dalla prigione, viene accolto dal vescovo, qual è la prima cosa che farà Jean Valjean? Sarà quello di rubare l'argenteria. Verrà immediatamente bloccato dai gendarmi, e quando i gendarmi chiederanno al vescovo: ma questa argenteria è stata rubata, il vescovo dirà: no, sono io che ho fatto dono di questa argenteria a Jean Valjean. Sarà a partire da allora che Jean Valjean farà di tutto per mostrarsi all'altezza della fiducia ricevuta. Non è la credibilità di Jean Valjean che porta il vescovo a fargli fiducia, a dargli fiducia, ma il vescovo che dice, che decide di fidarsi, e la conseguenza di questo gesto implicherà poi il tentativo di Jean Valjean di essere effettivamente affidabile. Ma naturalmente tutto questo è possibile se io ho una base di fiducia in me stesso, perché se poi eventualmente l'atto della fiducia riceve un tradimento, io mi sbriciolo e quindi ripiombo in una forma di paura che diventa paralisi. Ecco perché noi abbiamo bisogno della base della cultura. La cultura non è solo retorica, non sono solo parole, la cultura è quella base che mi permette di appoggiarmi, che mi permette di tirarmi su, che mi permette di distinguere, che mi permette di attraversare la paura, che mi permette di fidarmi di me e quindi poi anche di fidarmi degli altri. Ed è solo nel momento in cui io mi fido degli altri che costruisco la base per la società, altrimenti la società si sbriciola. E noi infatti oggi viviamo in un mondo in cui di cultura ce n'è poca, in cui non ci si fida più, in cui si dubita di chiunque e in cui di fatto questo tessuto sociale che ci tiene si sta definitivamente sbriciolando. 10 minuti non ce la farò mai. Seconda parte, seconda risposta all'ipotesi, sarò più stringente. La cultura serve, e quindi la Repubblica deve promuoverla, perché è solo grazie alla cultura che si acquisisce e si salvaguardia quello spirito critico che ci permette di non cedere al conformismo. E quindi ciò che ci dà il coraggio per disobbedire nel momento in cui si è confrontati a degli ordini che non corrispondono alla nostra umanità, che noi consideriamo ingiusti. Hannah Arendt, in un testo bellissimo,
in cui Hannah Arendt racconta il processo di Eichmann a Gerusalemme, che aveva avuto luogo nel 1961. Eichmann era stato colui che aveva organizzato il trasporto ferroviario degli ebrei nei campi di concentramento e di sterminio. Ebbene, nel processo ad Eichmann, questo che viene raccontato da Hannah Arendt nel 1963, Hannah Arendt riesce a formulare, a creare, a concettualizzare la nozione di banalità del male, anch'essa attualissima oggi. Cito un passaggio. Hannah Arendt sta parlando di Eichmann. Quanto più lo si ascoltava, Eichmann, tanto più era evidente la sua incapacità di pensare, cioè di pensare dal punto di vista di qualcun altro. Comunicare con lui era impossibile perché le parole e la presenza degli altri, e quindi la realtà in quanto tale, non lo toccavano. Da una vita insignificante e monotona, Eichmann era piombato di colpo nella storia. Col passare dei mesi e degli anni non ebbe più bisogno di pensare. Così stavano le cose. Era un cittadino ligio alla legge. Fine della citazione. Che cosa ci sta dicendo Hannah Arendt e per quale motivo è così attuale oggi? Partiamo dalla fine. Eichmann era un cittadino ligio alla legge. Durante tutto il processo non fa altro che ripetere che lui non aveva fatto altro che obbedire. Gli chiedevano e lui eseguiva. Era un cittadino ligio alla legge. Era un cittadino talmente ligio alla legge che aveva smesso di pensare con la propria testa, aveva smesso di ragionare, aveva smesso di riflettere. E a forza di smettere di ragionare e di riflettere era diventato indifferente alle cose, alla realtà e alle persone. La realtà in quanto tale non lo toccava. L'incapacità di pensare è di fatto una incapacità di pensare dal punto di vista di qualcun altro. Io rifletto e penso quando ho la struttura logico-argomentativa che mi permette di farlo, quando ho la capacità di resistere, di disobbedire nel momento in cui mi si chieda di fare qualcosa che è contrario alla morale, ma soprattutto nel momento in cui io sento l'altro, io entro in empatia con l'altro, io compatisco e quindi provo compassione e non tratto l'altro come un oggetto e lo riconosco come persona. Un mese e mezzo fa più o meno, l'avrete sicuramente visto, è successo un episodio, ne succedono ogni giorno, ma questo lo trovo particolarmente emblematico. Nel sud Italia, a Manduria, è uscito più volte sui giornali, una banda di ragazzi ha talmente tanto perseguitato una persona anziana che tra l'altro aveva anche una forma di handicap che quest'uomo col passare del tempo è stato talmente la salute, lo stato di salute compromesso che è morto. E questi ragazzi erano incapaci di rendersi conto della sofferenza che causavano a questa persona anziana, la quale completamente terrorizzata non usciva più di casa. Una totale incapacità di sentire, di toccare, di percepire. La compassione sta venendo meno. E la compassione è il frutto della cultura. Freud ce lo spiega, la compassione non è innata. Innate noi abbiamo le pulsioni. La compassione è una di quelle dighe psichiche che ci permettono di contrastare la crudeltà. I bambini quando sono piccoli sono crudeli perché non sentono, perché non percepiscono, perché non hanno compassione. Ma se la compassione non viene insegnata, non viene trasmessa ed è attraverso la cultura che la si trasmette, noi non riusciamo a permettere ai nostri giovani di sentire, di entrare in contatto, di provare empatia, di provare compassione, di pensare con la propria testa e di evitare di ubbidire in maniera acritica agli ordini. E noi siamo in una società in cui lo spirito critico è sempre meno. Apro e chiudo una parentesi, scusate, io sforerò un po', anche se questa parte la chiudo. Come forse voi saprete, io sono stata anche in Parlamento nella scorsa legislatura.
ero stata eletta nelle file del PD, a un certo punto io il PD nel maggio del 2016 l'ho lasciato, sono uscita perché non c'era più una corrispondenza tra i valori portati avanti in aula e quelli per i quali io mi ero impegnata. Quando mi telefonò Bersani, quando mi telefonò Letta e mi chiesero di accettare la candidatura per il Partito Democratico, era perché mi chiesero di portare avanti quelle che erano state le mie battaglie portate avanti fino a quel momento da un punto di vista intellettuale e culturale. Una cosa che mi aveva molto colpito erano le reazioni di una persona che conoscerete perché è qui a Trieste, il capogruppo di allora, Ettore Rosato. Ettore Rosato obbediva agli ordini e pretendeva che il gruppo obbedisse. E io un giorno, scherzando con alcuni colleghi, dissi: a me fa venire in mente Eichmann. Allora, a parte il fatto dell'ignoranza a proposito di cultura che molti colleghi parlamentari non avevano mai sentito nominare Eichmann, ma il problema era anche l'incapacità di riflettere con la propria testa. Arriva un momento in cui non si obbedisce in maniera critica, ma si fa funzionare la propria testa e si fa funzionare la compassione, perché la cultura serve a questo, ma probabilmente noi stiamo constatando un'assenza di cultura di questo problematico. Ultima parte, ultima risposta, mi perdonerete, ma probabilmente avevo preparato una lezione di 2 ore, non di 1 ora. Terza, ma il tema della cultura è complicato, cioè per poter capire a cosa serve e perché la Repubblica deve promuoverla, si tratta appunto di far entrare all'interno di un ragionamento, proprio perché la crisi di sensi è legata alla crisi della facoltà riflessiva, argomentativa e interrogativa. Io faccio questo con i miei studenti, tant'è vero che dico sempre che il mio gesto politico più forte è stato quello di decidere di tornare a tempo pieno al mio lavoro di insegnante, proprio perché certe cose vanno trasmesse, la cultura va insegnata, la cultura va trasmessa, e quindi una coerenza e una scelta politica importante oggi è proprio quella: io torno a fare cultura, perché solo attraverso la cultura che posso permettere alla classe politica fra 20 anni di poter essere in grado di portare avanti il nostro paese. Ultimo, cerco di stare nei 5 minuti, ma severissimo. La terza ipotesi, la terza risposta, l'avevo anticipato, è: la cultura serve e quindi va promossa perché solo attraverso la cultura e questa capacità logico-argomentativa e questa precisione nel nominare le cose che noi riusciamo a cercare nella misura del possibile a diminuire la quantità di disordine e di sofferenza che c'è nel mondo. Albert Camus scrisse un giorno: quando si nominano male le cose non si fa altro che aumentare la quantità di disordine e di sofferenza che c'è nel mondo. Fine della citazione. Cioè, Albert Camus analizza la situazione contraria. Quando io smetto di cercare le parole giuste per nominare le cose, la confusione, il disordine e la sofferenza che ci sono nel mondo e che non potranno mai essere del tutto diminuiti, mai del tutto cancellati, aumentano. Nominare male le cose significa aumentare il disordine. Nominare male le cose significa anche aumentare la sofferenza. Vi do un esempio: quando io sento ancora oggi parlare dell'orientamento sessuale come di una scelta, io urlo. E perché urlo? Perché vuol dire nominare male quello che fa stare male le persone. Noi non scegliamo il nostro orientamento sessuale, noi non decidiamo di essere attirati dalle persone dell'altro sesso, dalle persone dello stesso sesso. L'orientamento sessuale è una di quelle cose che noi non scegliamo nella nostra esistenza, esattamente come non scegliamo i genitori, esattamente come non scegliamo il paese in cui nasciamo, esattamente come non scegliamo le nostre capacità fisiche, non scegliamo la nostra capacità logico-argomentativa, che si può certo aumentare, migliorare, ma ci sono tante cose che noi non scegliamo nella nostra esistenza. L'orientamento sessuale è una di queste cose. Io non scelgo, io sono eterosessuale,
però parlo all'io, alla prima persona, ma io non scelgo di essere attirato da una persona dello stesso sesso. Un mio studente francese mi diceva: professoressa, ma perché continuano a dire che è una scelta? Se io potessi scegliere, io sceglierei di essere eterosessuale. Mi pare che sceglierei di essere omosessuale con tutta la sofferenza e tutti i pregiudizi e tutta la violenza, perché siamo di nuovo in un'epoca in cui in Italia ma anche in Francia le violenze contro gli omosessuali stanno aumentando. Non si sceglie. Allora, chiudo la parentesi, era un esempio. Le cose vanno nominate in maniera corretta, non perché nominarle cambia, ma perché quando le si nominano in maniera corretta io contengo la sofferenza. È il motivo per cui io credo che oggi ci sia una tale quantità di insulti. L'insulto, anche qui dal punto di vista filosofico, fa parte del hate speech, il discorso dell'odio. L'insulto scatta nel momento in cui io non ho le parole per nominare la situazione nella quale io mi trovo. Scatta nel momento in cui non trovo le ragioni per poter difendere le mie idee. Scatta nel momento in cui mi mancano quelle sfumature del reale. Le parole servono per nominare le 1000 sfumature di ciò che ci circonda e le 1000 sfumature di ciò che si prova. Chi è che urla? Adesso prima vi ho detto io urlo, è un modo di dire. I bambini urlano quando non hanno ancora la possibilità di nominare quello che provano. Noi però viviamo in una società in cui tutti urlano. Io non so se vi è capitato, io giovedì scorso ho avuto un'esperienza che ho trovato insopportabile, ero ospite di una trasmissione che si chiama Piazza Pulita, non si riusciva a parlare. Ma non è che erano quelli di destra o della Lega che urlavano tutti. Io ero accanto alla Moretti che urlava e io a un certo punto l'unica cosa che ho detto è: io finora non sono intervenuta, vi ho ascoltato, quello che manca nel nostro paese è la capacità di ascoltare per poi riflettere, per poi nominare. Se ci si parla addosso, se si urla, noi non sbloccheremo mai la situazione nella quale ci troviamo. Ecco perché abbiamo bisogno così tanto di cultura di quelle parole che nominano. Ed è anche il motivo per cui io ho deciso a un certo punto di cambiare scrittura. Io insegno filosofia morale, come vedete ho una base argomentativa credo piuttosto solida, però ho capito che il modo migliore per cercare di toccare determinati temi, la fragilità e la vulnerabilità dell'esistenza, la sofferenza, era quello non tanto di spiegare, di argomentare, ma di raccontare, di mostrare. Con l'importanza della parola che resta, perché se io non ho le parole giuste, come faccio a mostrare? Come faccio a raccontare? E quindi progressivamente sono passata dalla struttura tipica del saggio a una forma di narrazione, cercando ogni volta di trovare le parole giuste per nominare le cose. L'ho fatto con Volevo essere una farfalla, che è un racconto più autobiografico che è venuto fuori dopo 20 anni d'analisi, perché anch'io ci ho messo anni per trovare le parole giuste per nominare la situazione nella quale mi trovavo. Ieri alcuni di voi erano presenti, io ho preso a un certo punto la parola per fare un'osservazione, c'era stata una bellissima conferenza sulla situazione della ricerca scientifica e per poter prendere la parola all'interno di quel contesto mi sono qualificata e ho detto: io sono professore ordinario di filosofia morale a Parigi e così via. Poi vi ho detto sono stata deputato, scrivo talvolta per Repubblica, però c'era anche tutto quello che c'era dietro, cioè tutta quella sofferenza che è stata la mia, perché anch'io per tanto tempo ho pensato di non essere all'altezza delle aspettative altrui e facevo di tutto per essere riconosciuta e c'era un dover essere che ha soffocato l'essere e quindi ho avuto bisogno di 20 anni di psicanalisi per trovare le parole per nominare e ho scritto Non volevo essere una farfalla, il libro che avrei voluto leggere quando stavo talmente male che non avevo la possibilità di andare avanti. Sì, andavo avanti a livello dello studio, ma ero bloccata a livello esistenziale e stavo male. Il mio sintomo sono stati gli studi del comportamento alimentare per tanti anni e ho avuto bisogno di rinominare le cose per fare ordine e diminuire la sofferenza. Dopodiché, secondo passaggio, sto veramente terminando, L'amore che mi resta, che è stato il primo romanzo, perché non è una autobiografia,
ma è proprio un romanzo che parte dall'assenza di parole. La storia si apre con una madre che riceve una telefonata, si precipita all'ospedale e quando arriva incrocia una dottoressa che le dice: mi dispiace signora, non c'è stato niente da fare, sua figlia è arrivata qui troppo tardi. È una madre a cui viene annunciata la morte della figlia, situazione per la quale mancano le parole. Quando si perde un genitore si è orfani, quando si perde un compagno, una compagna, un marito, una moglie si è vedovi, vedove, quando si perde un figlio o una figlia non c'è parola in nessuna lingua. Bisogna andare a cercare la radice indoeuropea di Loamed, che letteralmente significa contro l'ordine delle cose, perché contro l'ordine delle cose perdere un figlio, perdere una figlia. Tutto il romanzo è non per cercare la parola, ma è questa donna che riprende pian piano un dialogo con la figlia, nonostante la figlia non ci sia più, per trovare le parole che le permettano di attraversare questo dolore, questo abisso che si spalanca. A proposito di cercare questo fare cultura, la letteratura si deve occupare di questo, trovare le parole dove le parole non ci sono. Ultimo tassello, e chiudo, il mio ultimo romanzo di cui vorrei leggervi una citazione e chiudere con questa, che tratta anche lì un tema per il quale tante volte mancano le parole, ed è la perdita della memoria. È una storia di un'anziana signora, Annie, francese, che si ammala di Alzheimer. E ammalandosi di Alzheimer perde la memoria, perde la storia, non riconosce. E la storia viene narrata dalla nuora di questa donna, che è la moglie del figlio, la quale ha invece deciso volontariamente di chiudere a chiave un pezzo della propria storia, per cui c'è una storia a specchio tra una giovane donna che decide volontariamente di dimenticare e un'anziana signora che involontariamente dimentica. E raccontando pian piano questa giovane donna la storia di questa signora, riesce da un lato a riaprire il proprio passato, perché poi la cultura è anche memoria, ma dall'altro lato riesce anche a capire che questa anziana signora, pur non essendo più la stessa persona di prima, perché il dramma nell'Alzheimer non è solo che l'altra persona non ci riconosce, ma che noi cominciamo a non riconoscere più la persona malata perché non è più la stessa persona di prima, non è più la mamma così come io l'ho conosciuta, e quindi si è confrontati a una situazione in cui noi abbiamo bisogno di parole, le parole per nominare ciò che invece resta, nonostante tante cose scivolino via, perché c'è qualcosa che resta, la comune umanità e soprattutto l'amore. Anche chi non riconosce più continua di fatto ad amare. Io vorrei chiudere leggendo questa citazione, non ci sono di questi libri, ci sono, che bello. Questa citazione, e chiudendo poi, scusandomi per aver utilizzato più tempo del previsto, ma il problema è che queste tre tappe, queste tre risposte, queste tre ipotesi sono legate l'una all'altra, perché noi passiamo dalla struttura logico-argomentativa, base della fiducia, alla compassione che ci permette di ribellarci, alla capacità di nominare le cose anche laddove mancano le parole. Ecco perché la cultura è necessaria, ecco perché noi ne abbiamo bisogno. Non fa forse mangiare, ma fa vivere, perché ci tiene su. E quindi cito questo passaggio. E Alessandra, la voce narrante che parla, e sta parlando di una dottoressa che si chiama la dottoressa Brown, che li ha aiutati a trovare le parole e a capire. L'ultima volta che ci siamo visti, la dottoressa Brown ha detto che l'unica frase che non scompare mai è "ti amo". È quella che scelgono i suoi pazienti quando chiede loro di scrivere su un foglio la frase che preferiscono, anche se della propria esistenza non ricordano più nulla. È come se solo l'amore potesse ancora tenerli in vita. L'amore resta
pure quando l'oblio ce la mette tutta per cancellarlo, l'amore non sparisce mai. E questo è più che sufficiente per dare coerenza a ciò che di coerente non sembra avere molto. Tanto nella vita i conti non tornano mai. Si balbetta e si va avanti a tentoni, talvolta si frana e non ci si rialza, talvolta si ha la fortuna di poter ricominciare da capo. Non si tratta di mettere coerenza, perché tante cose sono incoerenti, ma si tratta di trovare le parole per nominare l'incoerenza e identificare ciò che resta. Una cosa bellissima che è successa: a poche settimane dall'uscita di questo libro mi ha scritto una signora via mail dicendo: posso testimoniare, è così, io non avevo le parole per dirlo, ma mia mamma alla fine della propria esistenza aveva dimenticato tutto tranne l'amore che aveva per me, non mi riconosceva ma mi amava. La cultura serve a trovare le parole e a regalare le parole a chi le cerca ma forse non riesce a trovarle.